100 litri di acqua riversati in ogni metro quadro, una quantità di pioggia che in media cade durante un mese primaverile, si è abbattuta in una decina di minuti su San Giorgio delle Pertiche. La frazione di Cavino, dopo il nubifragio, mostra ancora i segni. I fossi sono al limite e sono sorvegliati speciali. Si teme infatti che nuovi acquazzoni possano peggiorare la situazione. Avevamo quasi il 50% delle strade del territorio invase d'acqua. Per fortuna non molte abitazioni hanno avuto danni, una decina, e di questo insomma sono molto dispiaciuto e vicino insomma, a chi ha subito i danni. Una ventina di auto proprio nell'ora di ritorno da lavoro, perché era l'ora di punta, si sono avventurate lo stesso nelle strade diventate fiumi e sono finite nei fossati, quindi è stata una giornata tragica per San Giorgio delle Pertiche. Una ventina le auto recuperate dai fossati, con gli automobilisti rimasti incastrati, messi in salvo dai vigili del fuoco. Alcune vetture sono ancora adagiate nelle strade della frazione di Cavino. I fossi non sono riusciti a far defluire l'ingente quantità di acqua e le strade sono diventate fiumi. Il sindaco Canella fa un appello ai suoi concittadini in caso di nuovi temporali. L'appello è, se si dovesse ripetere, mai mettersi in strada quando si vede l'acqua invadere la carreggiata, fermarsi e tornare indietro, perché altrimenti si rischia davvero. Una decina le abitazioni allagate, in molti hanno posizionato sacchi di sabbia per evitare che l'acqua entrasse al piano terra, ma alcuni scantinati e garage sotto il livello non sono stati risparmiati. Alle 4 è iniziato a piovere, anche a grandinare, e è stata una bomba d'acqua. Si sono riempiti subito i fossi e il nostro impianto idrico che abbiamo, le pompe funzionano, però secondo noi le idrovore sono partite in ritardo. È cominciato a piovere verso le 3 e sempre di più, acqua e siamo trovati così. Praticamente la casa allagata? Sì, casa, soggiorno, cucina, tutto allagato, sì, 5 cm di acqua dappertutto e niente. Ma è la prima volta che succede una cosa del genere? Era proprio la prima, è già successo una decina di anni fa, la stessa cosa. Certo è che c'è preoccupazione. Insomma sì, perché se ogni volta che piove 2 ore ci troviamo in queste condizioni, insomma, un po' preoccupante la cosa, no?